Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di Neo Sicilia. In apertura una recensione negativa per il mancato acquisto di una casa travalica i confini del diritto alla critica riconosciuto dalla legge. L'acquirente insultò il venditore e l'agenzia. Per la seconda corte d'appello di Catania, l'atteggiamento del cliente deluso sfocia nella diffamazione a mezzo web, condannandolo a un maxi risarcimento. Altri 4 giovanissimi sono stati denunciati per i disordini e gli incendi che hanno funestato le tradizionali cerimonie di San Giuseppe a Palermo. In numerosi quartieri infatti furono accese vampe e compiuti atti di teppismo che avevano coinvolto ragazzi e residenti che si erano scagliati contro le forze di polizia e i vigili del fuoco intervenuti per ripristinare lo stato dei luoghi. Un tirapugni e una pistola utilizzati da un 22enne di Avola per minacciare un'addetta alla sicurezza di una discoteca alla periferia di Siracusa. Il giovane è stato così denunciato e il locale teatro della violenza è stato chiuso per 15 giorni. In Sicilia i dati statistici indicano una situazione complessa di chiaro inverno demografico. Non solo la regione non sembra essere accogliente per i giovani, ma neanche per gli anziani, nonostante costituiscano la fascia di età più numerosa. La popolazione over 65 infatti risulta essere il doppio di quella under 15, evidenziando una crescita esponenziale negli ultimi anni. E in chiusura è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo dedicato all'aeroporto di Catania che compie oggi 100 anni. La vignetta raffigura la struttura del nuovo terminal A, in primo piano la coda di un aereo e sullo sfondo la presenza dell'Etna che domina la scena. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.